Allarme di Federalberghi che denuncia nel turismo c'è un sommerso da spavento e il riferimento è rivolto in particolare al proliferare degli alloggi in vendita su Airbnb, un portale internet che mette in contatto persone che cercano alloggi per un breve periodo con chi ne ha a disposizione. Solo nel comune di Venezia gli alloggi messi a disposizione sono quasi 4.000, 6 anni fa, 2009, erano 6. A Caorle nel 2009 erano 2, oggi sono 93. Una crescita esponenziale che, spiega il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli, sembra più un'economia ombra e che diffusa. Si valuta che l'80% dei bed and breakfast, così come vengono proposti su internet, sono abusivi sostanzialmente. L'ultimo caso in ordine di tempo è la scoperta qualche giorno fa in piazza Ferretto, il salotto buono di Messe, di un bed and breakfast registrato in realtà come uffici di una fondazione. Ci sono situazioni, continua il Federalberghi, che hanno del paradossale, con il 68,5% degli host a Venezia e il 59,4% a Caorle, che gestisce più di un alloggio. Abbiamo scoperto soggetti che hanno 57 licenze intestate, 500 licenze intestate, ok? Quindi ben più grande del più grande albergatore italiano, voglio dire, che esercitano un'attività di sommerso che sfugge completamente alla fiscalità e alla verifica della pubblica sicurezza. La richiesta di Federalberghi è che si attivino i controlli e che tali soggetti si mettano in ordine, paghino le tasse, denunciano i clienti come negli alberghi e paghino il personale. Federalberghi, oltre a denunciare il fenomeno, ha già fatto un primo passo. Noi abbiamo scritto ai prefetti. Io ho fatto una lettera ai prefetti del Veneto, la quale prontamente al prefetto di Venezia, che è il coordinatore, è girata a tutti i prefetti del Veneto, alla quale prontamente ha risposto la prefetto di Padova,